Siamo tutte famiglie. Le mamme arcobaleno lo avevano già scritto a caratteri cubitali sugli striscioni esposti sotto al tribunale una settimana fa, un gesto provocatorio di protesta per riaffermare il loro diritto alla genitorialità. Questa volta però c'è un gesto di solidarietà al centro di questo slogan di 3 parole. Da ieri diversi striscioni a sostegno delle mamme arcobaleno sono infatti apparsi in tutto il Veneto dopo un appello lanciato dalla stessa associazione Famiglie Arcobaleno. La solidarietà dei padovani si stringe così ancora una volta attorno alle mamme di quei 33 bambini che ora rischiano di perdere un genitore anagrafico come diretta conseguenza del provvedimento della procura che all'associazione naturalmente non va giù. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è venerdì 30 giugno 2023, io sono Jack Calcetto, la prima notizia del giorno riguarda l'appello delle famiglie arcobaleno per sostenere la battaglia delle coppie omogenitoriali dopo il ricorso della procura di Padova contro i 33 atti di nascita di bimbi con 2 mamme. Quindi il titolo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: diritti, solidarietà sui balconi, noi siamo tutte famiglie. E c'è la foto di uno di questi striscioni apparsi sui balconi di Padova, ma un po' di tutto il Veneto, come vi leggevo poco fa. Uno striscione con scritto appunto siamo tutte famiglie, con lettere dei colori dell'arcobaleno. L'articolo racconta appunto la mobilitazione con questi striscioni di sostegno alle mamme arcobaleno apparsi sulle terrazze, sulle finestre in tutto il Veneto. L'impugnazione degli atti di nascita viene considerata da noi come un'azione violenta e prepotente nei confronti dei nostri figli che rischiano di vedersi improvvisamente privati della loro identità familiare e di qualsiasi protezione legale da parte del genitore intenzionale. Così Irina Sharapova, referente per il Veneto della rete che difende i diritti delle famiglie omogenitoriali. Noi siamo profondamente convinti che non esistano famiglie di serie A e di serie B, perché la famiglia va ben oltre il legame biologico. Per ribadire questo concetto, il gruppo regionale Veneto dell'Associazione Famiglie Arcobaleno ha lanciato un appello alla cittadinanza. Fermiamo questo atto discriminatorio e omofobo, dicono, uniamoci per un'Italia più aperta, civile ed equa, esponiamo fuori dalle case, dai negozi, dai municipi, dagli uffici e dalle scuole lo slogan siamo tutte famiglie. Quindi, conclude Sharapova, che sia un'onda di civiltà che investe l'Italia tutta, noi non ci fermeremo. E intanto, tornando a Padova, è notizia di oggi che il sindaco Sergio Giordani ha deciso di affidarsi ai legali. Mi dicano come registrare i figli delle mamme gay. La notizia sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. Padova, al sindaco il sostegno dei pediatri. Non creiamo orfani, chiede la categoria quindi dei pediatri di libera scelta, ma vediamo la vicenda. La procura di Padova ha chiesto al giudice di cancellare il nome della madre intenzionale e il doppio cognome attribuito dall'ufficio anagrafe del comune al minore figlio di coppie omogenitoriali. Il comune di Padova, attraverso i suoi avvocati, sta cercando il modo legale per continuare con le registrazioni. Allora vediamo e leggiamo soprattutto le parole del sindaco di Padova Sergio Giordani: ho chiesto ulteriori verifiche ai miei legali, voglio continuare con le registrazioni all'anagrafe e se sarà possibile lo farò. Quindi non intende allentare la presa il sindaco di Padova sulla questione della registrazione di figli di coppie omogenitoriali. Sergio Giordani ribadisce la volontà di difendere i diritti dei minori e dei bambini. Dal 2017 infatti il comune di Padova trascrive gli atti di nascita dei figli di 2 mamme. L'articolo di Sara Busato sul Corriere del Veneto di oggi, con anche una dichiarazione del Centro per la Salute del Bambino che dice: impugnare gli atti di nascita è mostruoso. Si creano orfani di diritto, hanno commentato congiuntamente l'Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino. Le impugnazioni dei certificati genitoriali sfociano in mostruosità morali e quindi fanno appello al legislatore e all'opinione pubblica, rifacendosi alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che all'articolo 3 sostiene che in tutte le vicende che coinvolgono soggetti di minore età è il loro diritto alla sicurezza, alla salute, allo sviluppo, al benessere, che deve prevalere su ogni altra considerazione.
iniziative legislative e provvedimenti dell'autorità giudiziaria non fanno eccezione. E questo per quanto riguarda la vicenda delle mamme arcobaleno. Ora voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e in particolare con la politica regionale. Crisi, sanità e trasporti, altro che terzo mandato, Zaia dia risposte ora. Sono le dichiarazioni della capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, Vanessa Camani, che dice: Zaia vorrebbe governare per 20 anni, ma è necessario un ricambio contro le incrostazioni di potere. L'intervista a Vanessa Camani del Partito Democratico anche sulle pagine del Corriere del Veneto. Luca presidente per 20 anni, questa è occupazione del potere. Secondo la capogruppo del PD in regione, il governatore è già al terzo mandato e ne vuole un altro, però ha posto limiti ai suoi assessori, quindi Camani sottolinea questa contraddizione. Zaia vuole appunto arrivare al quarto mandato, 20 anni di governo da presidente della regione Veneto, questo è il suo obiettivo, ma pochi anni fa ha messo il limite dei 2 mandati per i suoi assessori. Corriere del Veneto ricorda che Luca Zaia è uscito allo scoperto negli scorsi giorni invocando una modifica di legge che gli consenta un altro mandato da presidente della regione. È un tema, un'ipotesi dibattuta naturalmente a livello nazionale. Zaia ha ricevuto l'appoggio pubblico di Matteo Salvini, è partito il pressing sulla maggioranza che sostiene il governo Meloni. Vedremo questa vicenda come proseguirà. Continueremo a seguirla come sempre abbiamo fatto in questo podcast Sveglia Veneto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi e di questa settimana quindi con le ultime 2 notizie flash. Il piano di ripresa e resilienza PNRR per il Veneto 9,5 miliardi di euro, ma solo il 13,5% è stato appaltato. Secondo Paolo Ghiotti, presidente dell'Ance Veneto, i piccoli comuni sono in difficoltà e le ditte sono state decimate negli ultimi mesi. Il presidente della regione Zaia dice: puntiamo su infrastrutture, sanità, turismo e ricerca. Dal 1 luglio il nuovo codice degli appalti con un prezzario aggiornato ai rincari, ma vediamo appunto in sintesi di che si tratta. Qui parliamo del PNRR, una pioggia di denaro, oltre 9,5 miliardi di euro per il Veneto, di cui finora però è stato appaltato per la realizzazione di opere soltanto il 13,5% del totale, lo dice Paolo Ghiotti, presidente di Ance Veneto, la società dei costruttori edili, ed è una percentuale che evidenzia un ritardo sulla tabella di marcia. Infine, l'ultima notizia di oggi, un fatto di cronaca da Treviso. Vuoi fare una Molotov? Le lezioni di un sedicenne in chat ai baby Bombaroli. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi. Perquisizioni della polizia anche in casa di un trevigiano specialista in esplosivi. Operazioni in tutta Italia tra 8 minorenni, scambio di informazioni su armi e ordigni. Veri e propri tutorial su come confezionare bombe artigianali e confronti su pistole e coltelli a serramanico. Si vantavano anche di aver portato in classe lame e armi da soft air e si mettevano in posa per fare i bulli. Questo episodio, questo fatto di attualità raccontato nell'articolo di Alberto Beltrame sul Gazzettino di oggi. E per questo venerdì è davvero tutto. Sveglia Veneto torna lunedì prossimo come sempre. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.